Con Marco Mugnini al termine della partita di Trissino, sì, ma si sapeva che qui sarebbe stata una partita tosta. Ti chiedo quanto di merito c'è del Trissino e in che cosa magari voi potevate fare qualcosa di più. Sapevamo che era una partita difficile, una delle squadre più forti a parere mio del campionato, con tanta esperienza e niente, non ci aspettavamo questo risultato, sapevamo che era difficile ma non così. Dobbiamo lavorare in settimana, ora abbiamo un'altra partita mercoledì, poi un'altra sabato e domenica, non mi ricordo, poi un'altra mercoledì, quindi non ci dobbiamo fasciare la testa e dobbiamo pensare alle altre partite, perché è una sconfitta dura, perché è un risultato peso, però dobbiamo pensare alle prossime partite che sono molto importanti. Avete cambiato diversi giocatori rispetto alla passata stagione, ti chiedo a che punto siete nel processo di formazione di quello che è il Follonica che volete vedere. No, si sono inseriti bene, dobbiamo soltanto cercare di migliorare il dialogo in pista, l'organizzazione difensiva sul palo, sul giocatore, sull'attaccante da prendere, però si sono inseriti bene, sì. A livello personale ti chiedo due battute sulla tua partita, insomma, nonostante i gol che sono arrivati in telecronaca abbiamo detto che insomma hai fatto veramente tante parate importanti a conferma di quanto stai crescendo. Sì, sì, certamente è stata una partita buona, però quello che conta alla fine è il risultato. Sì, ok, per la crescita è importante giocare queste partite qua, però il risultato alla fine è quello che è e quindi dobbiamo allenarci e fare sempre meglio. Ti chiedo un'ultima cosa, qual è l'obiettivo reale del Follonica per questa stagione? L'obiettivo reale che ci siamo fissati è di andare in tutte le piste e cercare di dare il massimo. Cercare che si venga a Trissino, che si vada in qualsiasi pista, di dare il massimo e scendere in pista per vincere. Questo è l'obiettivo. Ringraziamo Marco Mugnini, in bocca al lupo al Follonica.